Sono Gonario Francisco Sedda, sono nato in Gavus nel 1947, ho fatto le scuole elementari e medie in Bidda, sul liceo classico in Nugaro e l'università in Pisa. Sul liceo classico ho cambiato a Filonzo, mi sono laureato in ingegneria chimica, ma ho sempre mantenuto un interesse per le materie che ho studiato sul classico. In particolare mi sono sempre interessato, creato di seguire le questioni che riguardavano la lingua sarda. E quando sono tornato, ho incominciato a pensare, secondo i dibattiti viuti negli anni 60, negli anni 70, a riguardo della lingua sarda, e ho creato, era fuori un modo mio e creava di superare le particolarità del linguaggio gavoese. Mi sono posto in sandala di creare un linguaggio e non essere posto in prima fila le particolarità mescamente foneticas del gavoese, ma creare una scrittura media e mi permetteva di mi raccordare con facilità sul nugorese, sul lugudorese, e dunque di andare cara la circa di un linguaggio medio, senza particolarità. E gai a saine degli anni 80 mi venne anche di portare in sardo un'opera meda importante, ovviamente sul Decamerone di Giovanni Boccaccio. Ha fatto un esempio di Ontos e ha poi incominciato a lo portare. In sintesi, istionando un mamma mia, via via portavo los Ontos di Orleghio a Issa, e venne fuori l'esigenza di andare a fondo un salimbettoto su gavoese, salimba che ho imparato dai minore, e venne fuori un impegno a fare un vocabolario, un dizionario, e cominciavo a cogliere parole. In particolare mamma mia e tutto, cominciavo a cogliere mizzas e mizzas de parole. Sono arrivato a saine della portata di Boccaccio, l'abbiamo pubblicato e ho incominciato poi diretto a triballare un suo vocabolario. Il vocabolario è stato in 3 volumi, uno sul 1998, uno in su 2000 e uno in su 2002. A Pustisi a portare un'altra opera importante dagli italiani sul principe di Niccolò Machiavelli, e sempre creando di seguire tutti i dibattiti e i bisogni a riguardo della lingua sarda. Poi, ovviamente, l'ultima opera è la lettera di Antonio Gramsci, ha poseperato entro litteras Gramsci ha mandato a Sordedomo, e questo è appunto l'ultimo triballo che
e appoato. Aumente uinande, la prima limba che ho imparato stavo usando, fino a 6 anni stonavo solo usardo, poi cominciavo a studiare l'italiano in scuola. E in corso Gallo vino su in banda e si incomincio dei 60 in tutte le vite, in voi pure la lingua istonava la lingua della vita. Anzi, andiamo su si poneva da istonare in italiano, qualche volta veniva da posto a Brulla. Poi aumento in ande, so siu appunto delle elementari e delle scuole medias a Nugoro e poi all'università. In sintesi, a un'ala si stava giustamente posto su problema di non solo salvare la lingua sarda, ma di permettere di crescere. E a Saterala bestistau tutta una politica da parte della lingua ufficiale italiana che ha creato a ebire il sardo come una lingua minore, di importo, una lingua dei strobu, poi su venitore de Sorzovano e della Sardegna. È chiaro invece se la lingua non è di nessun strobo per su venitore, poi riguarda mene, tutto si resiua e si non sono resistivo all'aere mentre l'ha fatto, certo noi stiamo un po' more di suo fatto e dai minoreggio a imparare prima di tutto su la lingua sarda. Ma noi solamo da tempo quando sono tornato dal continente ho pensato di tornare a imparare il sardo che riguardava gli studi miei, in particolare gli studi della lingua. E ho mentaponau, difatti, cosa si ha scritto più importante se la ho scritta in sardo. Ho incominciato portando opere in portumanno a pesso e a portare in lingua sarda opere in portumanno sia ad una prova per la lingua e tutto. E si aumente ego aumente ateros, sono un bintu, il sardo è in grado di narrare tutto su la satira lingua a nanau, la lingua del suo mondo, è una cosa che però non bisogna da pensare solo, poi quanto è possibile bisogna a lo provare. Este sulla creare aere ego sia portante sia da studiando da un punto di vista lessicografico sull'imbazo dei Gavoi. E poi a studiare sull'imbazo dei Gavoi non chiede narrare appunto solo a si fermare a Gavoi, ma era narrare bene a creare tutti i legami su Gavoisu, tenere una satira variante o l'imbazo della Sardegna, abbiere aumente certe paragolas siano olarda sull'invaso della satira arvidas a su Gavoesu, tenendo conto del suo fatto che sul Gavoesu sono aumente pastores, aumente zillonardo sana zirau sa Sardegna e dunque sono stati aperti a collire paragolas de altre arvidas e de altros irros de Sardegna. E mi riguarda un vinto come tesoe
desimportanza la lingua sarda diventa una lingua di prestigio, tanto anto lo è la lingua italiana, o inglese, o tedesco, alle sia adatta la lingua manna del mondo, ma su essere manna o minore una lingua non è solo la quantità di persone che la istionano, ma soprattutto i visiano persone che la istionano, la lingua tenza da un'istoria, e questa storia di ie la istionada, e tenza la possibilità di poter crescere e di poter essere una lingua in mezzo delle altre lingue del mondo, un pari dignità. A istionare l'usato dai minori è una cosa di importo manno manno. Namus una lingua non può agguantare per tempo smeda se non è la lingua che si impara da sua mamma, se non è la lingua che si impara in domo e si impara in sa vita. E questo tutto, ma taponau, fino a 6 anni, ha posizionato solo su Gavoesso. E certo, in questi ultimi anni, io su luogo di prosagguanto per la lingua, la famiglia ha tentato più di una difficoltà. Questo è stato un periodo, mentre io azzinante, in cui si andava io a istionare in sardo, non andava bene, i poso sardo udi allo smantennere indraintoso di una gorra, non li sa prendere, non li sa via bene sul mondo, e dunque questi stau da parte della mamma o dell'uomo e della vita, più in generale, un certo abbandono del sardo. In un primo momento, lasciandolo mente istiono per la vita di cada dia, per la vita in sa famiglia, e poi a un certo punto l'italiano ha incominciato a mandiare tutto sullo i paria da pruso sicuro per usarlo. E ste entrau in difficoltà de manna. Certo, è una condizione necessaria a incominciare a istionare il sardo intro della famiglia, ma la battaglia per il sardo non si vince solo intro della famiglia, è necessario e a furrio la lingua possa alcanzare un prestigio che viene di belle sempre negato. La lingua la dobbiamo adattare appunto sia per quanto riguarda sul tipo di argomento, impreà ponzia argomento. La dobbiamo adattare in isola, la dobbiamo adattare in sul giornale, la dobbiamo adattare in sa televisione, e più in generale deve essere una lingua che serve binasa per triballare. O mentre succede cada lingua tale este arreconnota. Tutte le lingue sono arreconnota in tales, sono le lingue e poi non solo in sa vita di cada dia, in la famiglia, ma in sa società più in generale, essa lingua si impreada e i serbi paris un'altra lingua. Dunque non una lingua ontra satera o certe lingue ontra altre lingue, ma medar lingue, tutte le lingue che uno resessi a imparare, può rispettare sa diversità. Los popoli, le comunità sono diverse, e in questa diversità tenere un luogo particolare la lingua, e poi la lingua anda da trattare bene, anda da aiutare, e nessuno istiona una lingua quanto possa essere istionata da una quantità non meda manna, si deve adattare in difficoltà o si vergognare della lingua sua, e poi appunto
una parte di storia sua. Ovviamente Uinande non solo in famiglia Zalimba, ma in sa televisione, in sa giornale, in sa editoria e in isola. Una lingua da quando si sta inventando scrittura non può ampare per tempo meda, non può agguantare per tempo meda se non viene di vinzasi scritta. E se si scrive bisogna a pensare vinzasa posa lingua. E su luogo più adatto per pensare sa lingua è l'isola. Dunque non c'è nessuna ragione per non studiare la lingua sarda in isola. Mentre un Hernande una lingua in mezzo a sa altre lingue. E una lingua dobbiamo pensare si studia non ovviamente una lingua estranea, per uso è importante ovviamente Uinande si incomincia a istionare in sa famiglia. Sia la prima lingua o una delle lingue che sono piccino resessino a imparare paris, hanno sono appunto piccino, in modo che si arriva a si sola può pensare a sa lingua, può diventare più un mere, sono piccino, sono spilocco, della lingua e tutto. Quindi in sola può pensare a sa lingua, può scrivere meglio, può gli dare gli strumenti, può essere a un livello tale che si può confrontare usare lingua. Mentre in ande un triballo di portatura di opere di importo manno o libros i venini scritti in sardo, quindi libros di sola e gai seguinte sono tutte cose che possono aiutare la sola, ma i venini aiutati da sola. Se si usa una lingua o mente una lingua non c'è nessuna ragione per non la imparare in sola. Aponau parizzar voltas si usardo este una lingua omen teste e nessuno è resessivo a negare questo fatto. E renarre in non veste nessuna ragione del principio per non pedire a ie dato un concorso pubblico in Sardegna di onnosere e di comprendere sa lingua sarda. Sì, noi saremmo usati questa domanda in altri locos, in ove vesuni minoranzias linguisticas e in ove si pedidi i concursos públicos o nosa sa lingua de su loco, si dian ponere a irrigere, dian pensare che siamo sbrullande. Succede invece quando si tratta di usarlo, cada cosa seria pare che a usarlo non l'idea. Sos argomenti che qualche volta si intendono oltre a la possibilità e a la richiesta e a dare concorsos públicos o non da usarlo e in questo modo si dia da in qualche modo limitare diritti de ateros, in particolare diritti individuali. Ma questa è solo una parte della questione. A poite sia un'ala sono i diritti individuali e noi si rispettiamo e pensiamo mille volte quando non nana e lo podiamo limitare. Da un'altra ala sono però sul diritto di una comunità. Sul diritto di una comunità e deve appunto tenere rispettare la propria lingua. E dunque beste viene a denarre in pruso, a parte questo ragionamento in linea di principio,
a pedire un'ossenza della lingua sarda in sos concorsos pubblici, questa è una prova di sposo sardos. A Murnau su sardu in Sardegna si sta orfiu malamente, bisogna da fare davvero sforzo mannos per la tornare a ponere in pedes e poi gli permettere di e tutto su Murnau binasa homo. E può concludere Berdenarre pure non si comprende che vesia da offensivo per uno che decide di triballare in Sardegna a imparare se non conoscere su sardo o se lo conoscere a studiare, a decidere meda di prusu, all'umanizzare menzus. Non vi ho proprio nessuna offesa per nessuno, del resto, se uno di noi anda a triballare in Francia, se lo dice su francese deve creare di imparare menzus, se non lo dice lo deve imparare. Non si vede, aumenta un po' altri argomenti, quando si tratta della lingua sarda, tutto è normale, poi è un disastro, e non si dice di poite, quando si tratta della lingua sarda.